Rimango fiducioso nei confronti di Nava, continua a dire e dichiarare il presidente Silvio Lessi. E a proposito di Nava, il procuratore FIFA Diego Andidero, intervistato dal giornale Agrigento Oggi, ha avuto parole di ammirazione per Roberto Nava, definito dallo stesso procuratore FIFA un galantuomo che non ha bisogno di farsi pubblicità e che lavorerà con serietà al nuovo progetto. L'augurio è che sia tutto vero. Intanto allo stadio Esseneto, vietato dalla Lega per disputare gli incontri casalinchi, si è giocata una bella squadra di solidarietà con la squadra all'insegna del divertimento, con una grigliata di carne organizzata dai tifosi da condividere con i giocatori. Nel corso della serata ovviamente si è discusso del futuro della società biancoazzurra. Un saluto Sardo in diretta sei. Ciao a tutti, forza Acragas. Ma domani entra che suonava, dovrebbe andare, no? Speriamo di sì. Domani c'è l'ufficialità, allora non va? Al 90% sì. E il 10% a me è proprio. No. Non è che c'è il 10% per proprio. Si è data per certa l'acquisizione della squadra da parte di Nava. Un brindisi all'arrivo dell'imprenditore a questo punto ci può pure stare. Ben venga, insomma, ancora si è in tempo per recuperare e non deludere ulteriormente la tifoseria.